Allora, prima di presentarvi la nostra ospite, mi limiterò a dire 2 o 3 parole, ma essenzialmente a richiamare quello che abbiamo messo come razionale di questo nostro incontro, che celebra i 100 anni di psicologia delle masse e analisi dell'io. Sono 3 brevissime frasi prese dal testo di Freud e una considerazione, perché è inutile dilungarsi. Queste 3 cose che abbiamo evidenziato dette da Freud sono: chi desidera influenzare la massa non ha bisogno di rendere logiche le proprie argomentazioni. Deve dipingere a fosche tinte, esagerare e ripetere sempre la stessa cosa. Ovviamente sono pensieri che risuonano dentro di noi e che hanno una loro, ahimè, drammatica attualità. La seconda è nella massa primitiva gli affetti si esaltano e il pensiero si inibisce. E la terza, che è anche l'occasione per affrontare questioni non facili e che ritroveremo nella relazione di Laurence Kahn, è questa: una tale massa primaria è costituita da un certo numero di individui che hanno messo un unico e medesimo oggetto al posto del loro ideale dell'io e che pertanto si sono identificati gli uni con gli altri nel loro io. Questo è un pensiero che ci ha guidato. Psicologia delle masse e analisi dell'io è il pannello centrale di un trittico di opere che rivoluzionano la teoria psicoanalitica. Collocato tra il di là del principio del piacere, l'io e l'ess, eredita l'orizzonte dell'ultima teoria delle pulsioni e preannuncia la teoria strutturale di cui mostra, potremmo dire, la necessità. È altresì un saggio che affronta tematiche e questioni che saranno sviluppate da Freud negli anni successivi, in particolare quella dell'identificazione, che trova in questo testo una trattazione specifica e definita, base per gli sviluppi successivi. Le tematiche dell'ideale, della costituzione dell'ideale dell'io e della possibilità di rinunciarvi a favore di un ideale collettivo ne sono il corollario. Ed inoltre, come spiega lo stesso Freud, dall'identificazione parte la strada che, passando per l'imitazione, giunge all'immedesimazione, ossia all'intendimento del meccanismo mediante il quale ci è comunque possibile prendere posizione nei confronti di un'altra vita psichica. Sono tutti elementi che ritroveremo nella relazione di Laurence Kahn che ora vi presento. Laurence Kahn è di formazione una storica, ellenista e anche psicologa prima di diventare psicoanalista. Ha lavorato dal 1970 nell'equipe di Jean-Pierre Vernant all'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Lì ha conseguito il dottorato in storia. Dal 1979 si dedica interamente alla psicoanalisi. È membro titolare dell'Associazione Psicoanalitica di Francia, l'APF, di cui è stata segretaria generale, segretaria scientifica e presidente. È stata inoltre corredattrice della Nouvelle Revue de Psychanalyse e di Le Faits de l'Analyse e direttrice dell'Annuelle dell'APF, la rivista della società di cui fa parte. Laurence Kahn ha ricevuto il premio Maurice Beauvais nel 2014 e di riconoscimento straordinario per i servizi resi alla psicoanalisi nel recente congresso IPA di quest'anno. È autrice di numerose pubblicazioni uscite in varie lingue. Ricordo solo 2 volumi che sono tradotti in italiano: Cure di bambini e Far parlare il destino, entrambi editi da Borla. Di prossima pubblicazione in italiano è Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse, che dovrebbe uscire tra non molto.
Allora direi di darle immediatamente la parola. Lei, come vi dicevo, parlerà in francese, io farò scorrere il testo in italiano. Très bien. Perfetto, grazie. Prima di tutto vorrei ringraziare Patrizio Campanile, così come tutti coloro che lavorano al Centro Veneto di Psicanalisi, per l'invito a partecipare a questa giornata di celebrazione del centenario di psicologia delle masse e analisi dell'io. Non solo sono molto onorata, ma trovo anche che il progetto sia magnifico e permette anche di misurare la notevole lucidità di Freud e la sagacia delle sue ipotesi metapsicologiche. 100 anni dopo si può solo constatare la pertinenza dell'ipotesi identificatoria quando quest'ultima è portata all'acme dell'alienazione, che è poi l'impasto di tutti i regimi totalitari. Tali imprese di radiazione del soggetto sotto l'autorità di leader che sanno maneggiare con un'estrema abilità le promesse ideali non solo sono riuscite magnificamente, ma sembrano essere in grado di perdurare a lungo. La lezione che ci ha propinato Donald Trump, così come il successo mai smentito delle fake news, accompagnate da un uso ingegnoso dell'empatia. Come non pensare a Eric Zemmour, il nuovo leader di estrema destra in Francia? Ci indica il carattere perfettamente contemporaneo dei problemi sollevati da Freud. Se affermo che le ipotesi di Freud sono tuttora di grande attualità, è perché il ruolo degli ideali si rivela cruciale nella disfatta della relazione con la realtà. Nel caso particolare del nazismo, che sarà l'oggetto qui della mia riflessione, dal momento che le prime dichiarazioni determinanti di Hitler risalgono 2 anni dopo la pubblicazione di Psicologia delle masse e analisi dell'io, si riesce a cogliere come alla fonte del delirio di massa l'istanza dell'io è letteralmente travolta dall'appagamento di un desiderio strettamente convergente con gli ideali di perfezione e di purezza. Un appagamento di desiderio che aspira all'eliminazione dell'estraneo e questa eliminazione si realizza direttamente, senza mediazione, nello sterminio dell'altro per eccellenza, l'ebreo, descritto come verme o parassita. Il che, certo, è assolutamente condannabile e esecrabile, ma i buoni sentimenti non sono mai stati vettori dell'intelletto. Nella fattispecie si tratta di comprendere come abbia potuto instaurarsi questa passione accanita dell'uno, questa ebbrezza dell'accordo perfetto che ha prodotto il peggio nella storia. In breve, dopo Hannah Arendt, che pure non ha parole abbastanza dure contro la psicanalisi, mi sembra necessario riaffrontare la questione da lei posta. E la cito. La Germania hitleriana ha dimostrato che ha di un'ideologia che in modo quasi volontario ha sovvertito il comandamento non uccidere, non è stata necessariamente opposta una resistenza insormontabile da parte di una coscienza formata secondo la tradizione occidentale. Al contrario, l'ideologia nazista è frequentemente riuscita ad invertire la modalità di funzionamento di questa coscienza. E per farlo, partirò da questa frase di Hitler, per riprendere appunto questa constatazione di Hannah Arendt, partirò da questa frase di Hitler, proclamata il 1° agosto 1923. Ci sono 2 cose che possono unire gli uomini, degli ideali comuni e dei crimini comuni. Noi abbiamo iscritto sul nostro vessillo il grande ideale germanico e per questo ideale ci batteremo fino all'ultima goccia del nostro sangue. E nel solco di psicologia delle masse e analisi dell'io, la mia domanda sarà la seguente: che cosa avviene della funzione identificatoria alimentata dagli ideali condivisi quando nulla la distingue dalla base identificatoria alimentata dalla criminalità condivisa? Infatti sarebbe un errore credere che il Partito Nazionalsocialista durante la sua ascesa al potere e poi in seguito nella costituzione del suo modello statale giuridico
si sia astenuto da qualsiasi riferimento alle grandi opere di cui la Germania da secoli si vantava. Al contrario, quando Hitler si proclamava scultore della Germania, come fece fin dai suoi primi discorsi, la sua funzione di artista già apparteneva al programma nazista. La questione è stata esplorata molto dettagliatamente da Eric Michaud e da Philippe Labarthe. Dal punto di vista psicanalitico, bisogna quindi anche esplorare il processo grazie al quale l'ingresso in forza del biologico nel campo della politica è stato accoppiato alla grandezza e alla bellezza delle opere tedesche, basandosi su un'identificazione della Germania alla Grecia, con la Grecia che datava dal romanticismo. Riassumendo, bisogna esplorare il modo in cui la sublimazione ha dato manforte alla devastazione dell'universo civilizzato. Non ignoro, certo, che considerare il Terzo Reich sotto l'aspetto della sublimazione abbia un carattere assolutamente scandaloso, ma per l'appunto è proprio questa situazione del tutto eccezionale che mi interessa, una situazione in cui, cito Patrizio Campanile, un po' controcorrente, sentiamo parlare di sublimazione e intuitivamente non possiamo cogliere in che modo tale concetto possa essere utilizzato in un caso simile. In verità, l'odio per la civiltà, esplicito nel progetto di fondare senza mediazione la cultura sulla natura, si è ammantato di tutti gli orpelli della civiltà. Lo Stato nazista, costruito sull'organicità del sangue e della razza, fu uno Stato concreto, il cui potere era stato tuttavia istituito sotto forma di un nazional estetico. È quello che ad esempio teorizza Goebbels quando scrive, citazione, la politica, l'arte plastica dello Stato, così come la pittura è l'arte plastica del colore. Formare un popolo a partire dalle masse e uno Stato a partire dal popolo, ebbene, questo fu il senso più profondo di una politica autentica e lo ridice a Furtwängler. Cito, la politica è anch'essa un'arte e forse anzi l'arte più elevata e più ampia che esista. E noi che diamo forma alla politica tedesca moderna ci sentiamo come degli artisti ai quali è stata affidata l'alta responsabilità di formare, a partire dalla massa del popolo, l'immagine solida e piena del popolo. Non si può quindi pensare di muoversi su questo terreno come se il Terzo Reich non fosse stato nient'altro che caos sanguinario. Al contrario, vi fu una combinazione sapiente dell'arte e del genocidio, di cui testimonianza la nozione stessa di Stato totale teorizzata da Carl Schmitt nel quadro dell'elaborazione delle leggi di Norimberga. Lo Stato totale dice che il veramente tedesco è un tutto in cui non devono essere differenziati il sangue tedesco e lo spirito tedesco. Più ancora la questione del corpo e dell'anima, la fedeltà al Führer, la politica razziale igienista sono basate insieme su una concezione molto precisa dell'articolazione tra ideali e funzioni dell'incarnazione. Qui si può vedere come il diritto prenda per mano l'estetica della forma per fare del bios e del funzionale la punta di diamante dello sterminio. In questa introduzione faccio intervenire molteplici elementi che di fatto continuano ad incrociarsi nel materiale fornito da quei tempi oscuri. Cercherò di dispiegarli. Tuttavia, tenete presente come punto di partenza quanto è stato magnificamente sviluppato da Eric Michaud. Citazione. Quando un ideologo, un dignitario del Terzo Reich cita uno dei grandi tedeschi del passato, è sempre lo stesso sangue che scorre, è sempre la stessa sostanza che parla, è la razza che parla a se stessa, cosciente di se stessa e totalmente presente a se stessa. È lo stesso sangue che circola in un grande corpo eterno, di cui il Führer è come il cuore che pompa e irrora questo corpo per rinnovarne costantemente le cellule. Fine citazione. Il Volkskörper, il corpo del popolo tedesco, non ha storia. È un corpo che nella sua stessa purezza costituisce la sua anima unica.
E tenete presente inoltre che il punto di arrivo sarà l'idea di questa presentazione. Sarà questa idea introdotta da Elias Canetti, secondo cui il monumentalismo sublime dei progetti dell'architetto nazista Albert Speer si regge sulla massa grandiosa non solo delle folle viventi, ma anche della folla dei morti. Ma ecco il punto di aggancio iniziale di questo lavoro. A partire dalla psicologia delle masse e analisi dell'io, Freud scopre come l'assimilazione del capo all'ipnotizzatore, alla figura paterna iperpotente, permetta di cogliere il processo mediante il quale un gran numero di individui che hanno collocato un unico e medesimo oggetto al posto del loro ideale e dell'io sono spinti ad identificarsi gli uni con gli altri. Freud scopre anche che l'ipnotizzatore, creando una massa 2, può risvegliare in ognuno questa parte oscura dell'eredità arcaica e che, così facendo, è in grado di trascinare qualsiasi individuo sulla via della regressione. Sotto il capitolo dell'interesse narcisistico dell'amore, l'innamoramento della massa per il suo Führer lo spinge ad assumere quest'ultimo come proprio ideale. Annullando l'istanza critica, tale oggetto ideale è pertanto in grado di condurre la folla alla devastazione. Aggiungerò che se a quella data Freud commette l'errore di attribuire l'esame di realtà all'ideale dell'io, errore riconosciuto in seguito, questo è un errore solo a metà. Concorda infatti con il nocciolo delle analisi di Hannah Arendt sulla struttura a cipolla dei regimi totalitari, quando a questi ultimi riesce il prodigio di abolire la relazione del gruppo con la realtà. Fin da quando nel 2004 in Far parlare il destino e nel 2005, anno in cui, commentando la relazione di Eveline Seychaux sulla sublimazione al CPLF, Congresso degli psicanalisti di lingua francese, avevo cominciato a indagare il passaggio dall'individuale al collettivo, il mio sguardo è stato fortemente attratto dalla riflessione di Freud sulla psicologia delle masse, tanto più che a mio avviso i grandi testi cosiddetti culturali sono fondamentalmente dei testi clinici. Questo filo del collettivo intrecciato con l'individuale, Freud non lo abbandona mai. Psicologia delle masse eredita infatti ciò che Freud ha elaborato fin dall'epoca di considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte. Lo sconvolgimento dei valori internazionali prodotti dalla Grande Guerra è un affronto alle rappresentazioni stesse dei valori della sublimazione. Tuttavia, attribuire l'insondabile disillusione di Freud, come del resto quella di Valéry o di Husserl, al crollo dell'Aufklärung, dell'illuminismo e all'impotenza della cultura di fronte allo smembramento del tessuto comunitario europeo, sarebbe di scarso interesse se le considerazioni attuali non ci dicessero per l'appunto come agli occhi di Freud il diritto, la giustizia, in breve, la volontà collettiva di un uso ragionevole, logico, morale del giudizio fossero stati in quel momento sopraffatti da una violenza primitiva. Se la civiltà viveva al di sopra dei suoi mezzi, come scrive nel 1915, è stato sufficiente modificare l'orientamento degli interessi affinché l'uso della violenza, regredendo, si riorientasse. E lo riaffermerà nel 1930 né Il disagio della civiltà. Citazione. I giudizi di valore degli uomini sono guidati esclusivamente dai loro desideri di felicità e sono quindi un tentativo di argomentare le loro illusioni. In altre parole, basta che gli interessi narcisistici cambino di campo e all'improvviso, in nome dei sacrifici della collettività, si glorificano gli eroi di una carneficina, attualizzando ciò che l'antenato primitivo ha lasciato in eredità a ciascuno di noi, la passione omicida. La realtà della guerra non è altro che la realtà psichica messa in atto senza rimozione. Non ci si deve quindi stupire dello svilimento dei valori morali di tutti i nostri concittadini. Effettivamente, dice Freud, non sono per nulla caduti tanto in basso come supponevano, e ciò per il semplice fatto che non si trovavano prima alle altezze che avevamo immaginate.
È su questa strada che Freud formula l'ipotesi, che va lentamente sviluppandosi, secondo cui la sublimazione può essere il braccio armato della distruzione della cultura. Infatti, se l'identificazione accresce l'io lo arricchisce e a livello della comunità sembra raggiungere lo scopo di Eros, di legare in unità sempre più vaste, apre anche alla possibile regressione delle posizioni narcisistiche. Ad esempio, in psicologia delle masse e analisi dell'io, a proposito della mania, prende in considerazione il caso di quelle masse in cui si osserva il miracolo della scomparsa completa, sebbene passeggera, di ogni particolarità individuale. Freud collega questi stati maniacali collettivi, come quelli osservati durante i Saturnali romani, a dei momenti di eccesso permessi dalla legge in cui sono revocati proibizioni e divieti. In questi casi egli aggiunge la scissione tra l'ideale dell'io e l'io è provvisoriamente cancellata, così che, esonerato dalle limitazioni del super io, l'io, o meglio gli io, sono inebriati non solo dall'illusione della loro piena libertà, ma più ancora da una perfetta coincidenza con se stessi. Si verificano così gli incontri con uno stato di autosoddisfacimento narcisistico che si credeva perso per sempre e che sono accompagnati da un sentimento di trionfo. Tuttavia, questa premessa di una festa grandiosa si complica quando il capo ottiene da tutti, e in modo duraturo, l'esproprio delle coscienze individuali e dei propri campi d'attività, dove si trova l'interruttore collettivo, equivalente a quella revoca individuale e temporanea dei divieti di cui parla Freud. E questo, infatti, il problema del passaggio dall'azione dell'ipnotizzatore, basata individualmente sulle tracce arcaiche depositate da una figura paterna iperpotente, al Führer che si guadagna la devozione di tutta la massa. Certo, questo processo lo si può attribuire al fatto che la restrizione del narcisismo individuale, imposta al soddisfacimento pulsionale dalle limitazioni imposte dallo Stato, dalle limitazioni legali, trovi compensazione nella formidabile estensione del narcisismo che assicura l'appartenenza alla folla e alla sua potenza. Ma perché ciò si verifichi, occorre inoltre che il rapporto con la realtà sia distrutto allo stesso modo per l'insieme dei membri della comunità. La funzione della legge nazista qui è determinante. Mi scuso, è un po' troppo veloce. Molti me lo stanno chiedendo, se si riesce a rallentare un pochino, perché è denso e difficile da seguire. Bon, je vais essayer. Ha detto che ci prova. Va un po' meglio la traduzione? Benissimo. L'acustica? Benissimo. Ecco, si aveva paura di metterci troppo tempo. Il problema del passaggio dall'individuale al collettivo, con l'idea che è la legge che permette questo passaggio nel caso nazista. Ripartiamo da quanto Freud scrive Il disagio della civiltà. Ognuno di noi si comporta come il paranoico, correggendo tramite una formazione di desiderio un lato del mondo che gli è intollerabile e scrivendo nella realtà questo delirio. Di regola, il delirante non trova un compagno di sventura per condividere questo delirio, ma quando un numero notevole di persone si accinge tutti assieme al tentativo di procurarsi una garanzia di felicità e un riparo dalla sofferenza mediante una trasformazione delirante della realtà, allora il delirio di massa intimidisce la ragione fino a distruggere ogni potere critico. Né il disagio della civiltà, il modello di Freud è ancora quello della religione, ma non vi è dubbio
che abbia già in mente le religioni cosiddette secolari, ad esempio quando 2 anni dopo, nella 35esima lezione dell'introduzione, associa il bolscevismo alla religione. In entrambi i casi è tramite una potente promessa narcisistica che si realizza la sottomissione dell'individuo alle offerte illusorie. Sia che, caso della religione, la credenza in una provvidenza si regga al tempo stesso sulla figura di un padre grandiosamente magnificato e sull'efferatezza dei pii crociati, in questo caso, la promessa di una vita eterna si paga il prezzo del divieto di pensare, sia che, e questo è il caso del bolscevismo, il consenso di ciascuna all'alienazione della sua libertà sia illuminato dall'assicurazione di una futura età dell'oro dell'emancipazione, il che permette di ottomizzare il fondo di odio. Tuttavia, in tali casi, gli ideali e le allusioni che li sostengono restano in qualche modo visibili, individuabili. Ebbene, come Freud già scrive nel giugno 1933 a Marie Bonaparte, citazione: prevedo in Germania una soluzione paradossale. Hanno cominciato considerando il bolscevismo come loro mortale nemico e finiranno con qualcosa di non molto diverso, tranne forse che il bolscevismo si è preposto dopo tutto degli ideali rivoluzionari, mentre gli ideali hitleriani sono esclusivamente medievali e reazionari. È quanto ripete nell'Uomo Mosè Freud quando scrive: vediamo come nel caso del popolo tedesco la ricaduta in una barbarie quasi preistorica possa anche prodursi senza appoggiarsi a idee progressiste. In altri termini, come sottolineano sempre è una Weltanschauung che si presenta senza palliativi né pretesti ideologici, tutta nuda. Scusate, ho la gola veramente secca, non so perché. Ma cosa significa tutta nuda? È forse ciò che proclama Hitler nel 1926, quando afferma che bisogna disfarsi dell'idea di poter soddisfare le masse con dei concetti ideologici, che il loro unico sentimento stabile è l'odio. Saremmo quindi di fronte ad un ideale senza rinunce imposte per legge, che in linea di principio sono la base di ogni società. In effetti, se agli occhi di Freud ciascun individuo è virtualmente un nemico della civiltà, a cui pure gli uomini nella loro universalità dovrebbero essere sommamente interessati, è precisamente perché l'unità politica e sociale dipende da un patto di rinunce reciproche, con in contropartito una somma di compensazioni psichiche, compensazione che Freud pone al centro del fragile equilibrio della civiltà. Sul piano individuale, Freud situa tali compensazioni lì dove si impone la rinuncia agli investimenti oggettuali infantili, vale a dire quando il sacrificio pulsionale offerto dall'io al superio non è più sostenuto dalla ricompensa di un supplemento di amore genitoriale. In altre parole, quando l'io, servitore di più padroni, tenta, per soddisfare gli interessi psichici lesi, di inventare la via di dirottamenti desessualizzati verso altre mete. In questo dispositivo è la comunità sociale che in buona parte garantisce sul piano collettivo le transazioni psichiche che devono rimediare al danno per l'interesse leso. Tali compensazioni sono dunque ipso facto legate ai soddisfacimenti forniti dal gruppo sociale e tra questi quello essenziale della violenza collettiva, la violenza di Stato, precisamente destinata a proteggere ognuno dalla violenza individuale. Ad esempio, nello scambio epistolare con Freud di Perché la guerra?, Einstein dichiara che il diritto e il potere sono inscindibili. L'autorità giudiziaria si avvicina pertanto più agli ideali
quanto più l'autorità legislativa dispone di un potere per farne rispettare i giudizi. Freud gli chiede allora di poter sostituire la parola potere con la parola più incisiva e più dura di violenza, perché, precisa, cosa fanno gli organi creati per vigilare sull'osservanza delle leggi se non eseguire essi stessi degli atti di violenza conformi al diritto? Resta il fatto che, affinché la transazione funzioni, è necessaria una condizione, cioè che la comunità ignori che sta compensando l'individuo per una restrizione che essa stessa impone e che la fonde. Lesione e compensazione hanno quindi il compito di far coesistere in uno stesso dispetto l'interesse del gruppo e l'interesse dell'individuo, i quali sono in realtà perfettamente antagonisti. Ciò nonostante si reggono entrambi sulla stessa base giudiziaria della coscienza. I comandamenti enunciati dalla legge esercitano una costrizione che trae efficacia dal tribunale interiore costituito dal superiore. Di primo acchito, collocando i crimini comuni al livello degli ideali condivisi, la rottura da parte di Hitler di un tale contratto psichico e sociale sembra totale. Circa la promozione dell'odio come cemento della comunità, essa sembra mettere definitivamente fuori legge la legge. Eppure, la rivoluzione giuridica effettuata dallo Stato hitleriano permette appunto di creare delle leggi che autorizzano l'impiego della violenza criminale necessaria alla realizzazione degli ideali nazisti e di conformarli al diritto. Sicuramente si tratta di una teoria rinnovata del diritto che rifiuta la concettualizzazione astratta necessaria all'ordine giuridico. Quest'ultimo ordine giuridico, secondo Kelsen, deve basarsi sulla rigorosa neutralità del rapporto della legge con il suo oggetto. Tale neutralità è a fondamento stesso della norma che tende all'universalizzazione, poiché è essa che permette di elevarsi al di sopra dei casi singoli e dei giudizi di valore soggettivi. L'ordine giuridico deve rifarsi ad una regola impersonale in grado di trattare una pluralità indefinita di casi allo stesso modo. E questa è la condizione prima dell'uguaglianza davanti alla legge. Ciò implica che la legge sia sgombra da qualsiasi aspettativa politica, a maggior ragione quando queste pretendono di appoggiarsi a riferimenti naturali. Al contrario di una tale astrazione delle categorie giuridiche, il ribaltamento di tutti i valori prodotto dal diritto nazista scompagina la separazione tra il soggetto della conoscenza e l'oggetto della conoscenza, mentre la disciplina giuridica deve in linea di principio sistematizzare il suo oggetto e ciò può essere fatto solo tramite dei concetti che permettano di non trasportare nell'oggetto dei contenuti soggettivi di carattere politico o morale. Contrariamente a ciò, la legge nazista si fa portavoce di una normalità intima fondata sui buoni costumi di tipo normale, il buon padre di famiglia, essendo questa normalità eseguita in buona fede. In nome di questa normalità intima di buona fede, ai tedeschi ariani è quindi proibito sposare una persona di razza ebrea, al fine di proteggere la vita dello Stato tedesco. È così che si produce la differenza tra la legge, cioè das Gesetz, norma scritta, astratta, e presuntivamente morta, costantemente indicata come il retaggio del formalismo ebreo, e il diritto, cioè das Recht, Gesetz und Recht, presuntivamente vivo, dettato dalla natura. Questa differenza determina la linea direttrice del diritto nazista,
una linea che obbedisce a un obiettivo, cioè che trionfi ovunque il pensiero concreto e che obbedisce a una parola d'ordine. Il logos è sempre un polemos. Le parole del diritto politico, scrive Carl Schmitt, sono inintellegibili se si ignora chi concretamente dovrebbe essere colpito, combattuto, contestato e rifiutato per mezzo di queste parole, il che si materializza immediatamente nella potenza discriminatoria degli statuti, per esempio quello di straniero allogeno, che legittima l'oggettività dei fondamenti naturali dell'ordine. Con l'assimilazione dello spirito della legge al buonsenso popolare, in definitiva, l'uguaglianza davanti alla legge dipende da un'uguaglianza circoscritta dall'appartenenza identitaria al tipo tedesco e al suo popolo. La funzione del Führer qui è centrale, perché solo lui è in grado di far essere la magnificenza del popolo tedesco, il grandioso del corpo del popolo e l'unione senza difetti della sua purezza e della sua anima unica. Esattamente al contrario dell'astrazione della legge, il diritto nazista si iscrive innanzitutto in una logica dell'incarnazione, l'incarnazione nell'essere stesso del Führer. Ecco l'anello indispensabile per trasformare l'odio individuale verso l'estraneo in una nuova base del diritto, base che assicura la fondatezza dell'odio collettivo. Un anello indispensabile in quanto tramite l'incarnazione il diritto riesce ad abolire ogni separazione tra governanti e governati, rifiutando il principio stesso della rappresentanza del popolo. Il Führer, portatore della volontà popolare, non è un mandatario. Egli crea la volontà comune in quanto dato obiettivo, pura immanenza. Il nazismo pensa sostanzialmente, senza finzione, senza rappresentazione, scrive Olivier Juin, storico del diritto e autore dell'opera Justifier l'injustifiable. E la comunità è sempre già come fusa nella sua identità, sostanzialmente saldata attorno al suo capo, di cui non è altro che il seguito, la truppa fiduciosa. Fine dei patti, dunque, e fine dei contratti, nella misura in cui questi non possono più essere sciolti né dal funzionalismo di leggi definite in anticipo né da regole contrattuali. È così che la naturità della razza è ormai convertita in legge identitaria della natura, versione inedita dell'universalità culturale. In realtà, come immediatamente indicato da Viktor Klemperer, l'ingresso in forze della natura nel campo politico va ancora più lontano. Essa coinvolge la disintegrazione della nozione stessa di società, la Gesellschaft in tedesco, ed è ciò con cui si confrontano in primo luogo gli psicoanalisti. Disintegrazione che si effettua a vantaggio della nozione di comunità, la Gemeinschaft fondata sulla fedeltà incondizionata al Führer, o più esattamente, cosa ancora più grave, a beneficio della Gefolgschaft, della truppa forgiata sul modello dell'adesione cieca dei guerrieri dell'antica Germania al loro capo militare. Cosa fa una perfetta Gefolgschaft, una truppa perfetta? Scriveva Viktor Klemperer. Non pensa né prova nulla, essa segue, sie folgt. Con la Gefolgschaft nazista, quindi con questa truppa nazista che completa la distruzione della rappresentanza istituzionale, lo Stato non è più nient'altro che lo strumento della truppa del popolo. L'adesione immediata dei membri non si stabilisce più sulla base di un principio di comando
mediante il quale il mandatario legale sarebbe investito delle sue attribuzioni. La Führerschaft è in se stessa, mediante se stessa, incarnazione di questo principio, svanendo qualsiasi riferimento terzo. Così che il Führer è, nel suo stesso essere, la comunità, come sottolinea ancora Klemperer, la realtà politica del diritto in cui il Führer si fa parola vivente, è il sentimento sano del diritto. L'essenziale sta in questo sano che non evoca nemmeno un sentimento del diritto, ma che proclama la spontaneità sentimentale della fedeltà incondizionata. La volontà del Führer è la volontà generale vive nella volontà del Führer e questa volontà incarna l'anima stessa del popolo germanico. Come dicevo prima, essa ha la capacità non di figurare, bensì di far essere l'identità sotterranea della collettività, quella naturale, ossia mitica. Ma perché mitica? Perché, come scrive Cassirer, i miti politici sono d'ora in avanti fabbricati allo stesso modo e secondo gli stessi metodi di qualsiasi arma moderna. Fine citazione di Cassirer. Ad esempio, la coesione senza difetti della Gefolgschaft è edificata sul mito di un sangue puro, finzione che non rinvia al mitologico, ma a degli assoluti senza limite. Trago l'espressione da Philippe Lacoulabart e Jean-Luc Nancy, degli assoluti senza limite che sono la materia di un pronunciamento della stessa forza vitale. L'obiettivo del mito della razza è realizzare un'universalità del tipo della potenza nuda della propria affermazione, ottenendo così l'adesione mistica del popolo alla propria costruzione identitaria. Ricordo semplicemente che Freud, in Psicologia delle masse e analisi dell'io, cioè, non dimentichiamolo, fin dal 1921, già accennava a questo aspetto. Citazione: l'ipnosi ci risolverebbe senza difficoltà l'enigma della costituzione libidica di una massa qualora non fosse contrassegnata altresì da elementi che si sottraggono alla spiegazione razionale fin qui datane, ossia la spiegazione in termini di innamoramento esente da impulsi sessuali diretti. Dobbiamo riconoscere che c'è nell'ipnosi ancora molto di inspiegato, di mistico. Bisogna forse dedurne che l'appello hitleriano al pulsionale, cioè alla forza funzionale, in tedesco Triebkraft, appello costante nell'opera Mein Kampf, riesce a riportare nel campo collettivo il substrato pulsionale individuale nella forma mistica di un ideale grandioso e grazie alla base identificatoria assicurata da questo nuovo diritto, a riportarlo nel campo collettivo nella forma di questo innamoramento della massa staccato dalle tendenze sessuali dirette. In questo caso non avremmo esattamente a che fare con uno strano destino della sublimazione. Una cosa è sicura, ben presto gli psicoanalisti tedeschi e viennesi dovettero confrontarsi con uno sviamento del loro linguaggio tanto più vertiginoso in quanto la purezza della razza e l'intreccio dei valori civilizzatori con il materiale biologico poggiavano su un discorso scientificamente elevato che si presentava sotto le apparenze dell'accademismo tedesco. L'annodamento del pangermanismo con l'antisemitismo, dell'antropologia della razza, con un'archeologia alla ricerca degli indogermani, la razza nordica, la convocazione della linguistica alle dipendenze degli antropologi e dei genetisti, è sfociato in una vera e propria cultura esplorata in dettaglio da Paul de Mulla nell'opera Mais où sont passés les Indo-Européens.
In realtà Leibniz, Herder, Nietzsche, ma lo stesso Kant sono convocati affinché la spinta, il trip verso l'indipendenza e la libertà di questo popolo nuovo riceva la forma di un'organizzazione sublimata, organizzazione culturale, stato razziale organico. Entrambi si fondono nella medesima elaborazione della purezza ideale che si compie in questo nazionale estetismo che si proclama come lotta contro l'arte degenerata per dare alla luce l'arte ideale. È questo pilastro del nazismo che rientrerebbe nella sublimazione, sebbene Eric Michaud metta in risalto come la sublimazione non avesse alcun posto nei discorsi sull'arte, nella misura in cui non poteva trattarsi né di individuo né di persona, ma solo di tipo pensato in termini di eredità razziale. Eppure, anche se al contrario della sublimazione il nazismo postulava la capacità di ogni immagine di trasformare il reale, l'arte contemporanea è stata condannata proprio perché lasciava che il rimosso della cultura facesse ritorno, quell'arte propriamente ebraica che distruggeva l'ideale. Ecco quello che Hitler dichiarava a Norimberga. L'arte non ha la missione di ricordare agli uomini i loro sintomi di degenerazione, bensì di lottare contro di essi, sottolineando ciò che è eternamente sano e bello. Se questi corruttori dell'arte pretendono di voler esprimere il sentimento di un popolo tramite il primitivo, in questo caso, ormai da secoli, il nostro popolo è uscito dalla primitività preconizzata da questi barbari. In effetti, la nozione stessa di cultura, fosse pure il nazionale estetismo, presuppone l'idea di sublimazione. È anzi la ragion d'essere del concetto e del meccanismo cui esso si riferisce, attestando un affrancamento delle costrizioni pulsionali immediate. La sublimazione si staglia sullo sfondo della costante opposizione che, per tutta l'opera di Freud, permane tra l'utilizzabile e l'inutilizzabile. L'inutilizzabile caratterizza le pulsioni parziali infantili che non possono integrarsi nella sessualità adulta sotto il primato del genitale, mediante cui possono subire due destini: o la loro rimozione in quanto nocive per lo sviluppo, oppure il loro utilizzo dopo un cambiamento di meta, diventando allora il motore pulsionale della sublimazione culturale. Così scrive Freud nella Morale sessuale civile e il nervosismo moderno. Citazione: la pulsione sessuale mette enormi quantità di forza a disposizione del lavoro di incivilimento, e ciò a causa della sua particolare qualità assai spiccata di poter spostare la propria meta senza nessuna essenziale diminuzione di densità. Chiamiamo facoltà di sublimazione questa proprietà di scambiare la meta originaria sessuale con un'altra, non più sessuale, ma psichicamente affine alla prima. Questo posizionamento della sublimazione non appartiene soltanto alla prima topica. Nell'introduzione alla psicoanalisi, nuova serie di lezioni, Freud non abbandona questa definizione. Un certo tipo di modificazione della meta e di cambiamento dell'oggetto in cui entrano in considerazione i nostri valori sociali è da noi designato come sublimazione. E sia. Ma con l'introduzione del narcisismo il meccanismo diventa in realtà tutto un altro, giacché la sublimazione è ormai il prodotto del processo di desessualizzazione all'opera nello stesso meccanismo dell'identificazione. Il ragionamento di Freud per arrivare a tale risultato passa per l'impossibilità di pensare nel quadro della seconda topica la metamorfosi in termini di tramutazione dell'amore in odio. Infatti la disgiunzione che ormai dissocia le pulsioni di vita e la pulsione di morte priva l'apparato psichico del quantum di energia indifferenziata e spostabile che fin dall'interpretazione dei sogni assicurava un tale
capovolgimento, Freud scrive: una trasformazione diretta dell'odio in amore sarebbe incompatibile con la differenza qualitativa delle due specie di pulsioni. Con la desessualizzazione, Freud tenta dunque di ritrovare questa riserva di energia indifferenziata, capace di aggiungersi ora al moto pulsionale erotico e ora al moto distruttivo, la pulsione di morte, e la trova nel serbatoio della libido narcisistica desessualizzata che si forma nel decorso della rinuncia agli oggetti primari e della loro interiorizzazione per identificazione. Lo cito per esteso: la trasformazione che qui ha luogo della libido oggettuale in libido narcisistica implica ovviamente una rinuncia alle mete sessuali, una desessualizzazione e quindi una specie di sublimazione. Già, e a una considerazione più approfondita si pone l'importante quesito se in via generale ogni sublimazione non si produca proprio a mezzo dell'io, il quale dapprima trasformerebbe la libido oggettuale in libido narcisistica, per poi indicare eventualmente a quest'ultimo un'altra meta. L'immenso problema posto ora da tale dispositivo è che l'io, una volta che si è impadronito della libido, slegando l'oggetto dal suo aggancio sessuale ed essendosene impadronito in quanto libido narcisistica, può dunque essere investito dai moti pulsionali mortiferi senza più disporre della riserva erotica che permetterebbe di domarli. Per di più, questo alleggerimento degli investimenti libidici fa dell'io un potenziale collaboratore della pulsione di morte quando quest'ultima è drenata dall'azione del superio. È qui che la sublimazione lascerebbe l'io scoperto di fronte alla crudeltà di un superio che esige un innalzamento all'altezza dell'ideale. Così facendo, apre al pericolo che l'io stesso diventi ostaggio della pulsione di morte. Il tandem ideale superio può allora diventare agente diretto del dirottamento della sublimazione. Cito Freud. Il superio, come sappiamo, si è costituito mediante un'identificazione con il modello paterno. Ogni identificazione di questo genere ha il carattere di una desessualizzazione o addirittura di una sublimazione. Ora sembra che in corrispondenza di una tale trasformazione si verifichi altresì un disimpasto pulsionale. In seguito alla sublimazione, la componente erotica non ha più la forza di vincolare tutta quanta la distruttività che ad essa era congiunta, e quest'ultima diviene libera sotto forma di propensione all'aggressione e alla distruzione. Fine citazione. È quindi evidente che la pulsione di morte non può essere, in quanto tale, la risposta alla distruttività. Ben più determinante è il tandem che forma col narcisismo, in particolare quando assieme forgiano quello che Freud chiama delirio di massa. Così, quando Freud afferma nella 35esima lezione la necessità di distinguere le concezioni del mondo e la posizione scientifica, insiste di nuovo sul fatto che solo la relazione verificata con il reale permette di sfuggire alle divagazioni dell'ideologia o della religione, anche se l'appagamento di desiderio che alimenta l'illusione soddisfacendo i bisogni contribuisce incontestabilmente alle relazioni
realizzazioni artistiche e alla creazione di sistemi filosofici, non per questo si può autorizzare il transfer delle rivendicazioni psichiche sul terreno della conoscenza scientifica. Infatti, dice Freud, in tale modo si aprirebbero le vie che portano nel regno della psicosi, sia quella individuale che quella di massa. Tale nozione appariva già con il termine di delirio di massa nel disagio. In effetti riprendeva quello che Freud aveva proposto fin dall'introduzione al narcisismo e pulsioni ai loro destini circa l'odio, il narcisismo e l'angoscia associata alla perdita dell'oggetto d'amore. L'io odia tutti gli oggetti che diventano per lui fonte di sensazioni spiacevoli. Ragione per cui il cattivo e l'estraneo sono inizialmente percepiti come identici per l'io piacere originario, ma è chiaro che in questa teorizzazione il narcisismo, anche primario, era uno stato da cui la relazione con l'altro non era totalmente assente. È questo che si modifica con la seconda topica. Prima di tutto in psicologia delle masse, quando Freud introduce un primo stato narcisistico anoggettuale che oppone a tutte le forme di relazione d'oggetto. Talo stato, che allora egli denomina narcisismo primario, troverebbe il suo prototipo nella vita intrauterina, di cui il sonno rappresenterebbe una riproduzione più o meno perfetta, ma è soprattutto nell'opera Disagio che Freud riprende la questione e fa un passo avanti. È allora che tenta di cogliere nell'ordine collettivo la combinazione di un narcisismo senza limiti con l'odio che ne deriva e la mutazione dell'impotenza infantile in onnipotenza. Come sottolinea Jacques André, le sventure della cultura, quelle che Freud ha conosciuto e più ancora quelle che sono seguite, conferiscono all'espressione io piacere purificato tutta la sua portata politica. Purezza, purificazione, epurazione sembrano infatti iscriversi ormai nella ricerca di un illimitato originario, di un narcisismo senza difetti, molto più che nell'orizzonte dell'angoscia di castrazione. Ed effettivamente, facendo della colpevolezza una varietà topica dell'angoscia, Freud situa il bambino del disagio a monte della colpevolezza edipica. È un bambino in grave pericolo, minacciato non di essere castrato, bensì di perdere l'amore del protettore iperpotente. Un bambino pronto a precipitarsi nelle braccia di un Führer, capace di cullarlo con promesse fantasmagoriche e di placare la sua disperata rivolta contro il mondo. Orbene, questo illimitato originario lo si ritrova letteralmente compiuto nella pulsione di autoconservazione, la Selbsterhaltungstrieb in tedesco, così come mobilitata dal linguaggio nazista. Lo spazio che si presume, questo termine torna sempre in Mein Kampf, è un termine ricorrente, Selbsterhaltungstrieb, quindi pulsione di autoconservazione. Lo spazio che si presume necessario all'autoconservazione, lo spazio cosiddetto vitale, non conosce infatti nessuna forma di limitazione spaziale. Le coordinate del Lebensraum, dello spazio vitale, dipendono dalla terra, solo nella misura in cui tale terra è in realtà un suolo originario. E questa origine non ha altra definizione se non l'appartenenza ad una identità naturale legittimata dal sangue. Suolo, terra, origine, autoconservazione e autofondazione dell'anima germanica si incarnano nel narcisismo della purezza unica per intermediazione di sogni originari di una forma perfetta che riflette una compiutezza perfetta alla cui definizione si adopera ormai il diritto, destinato com'è a non veicolare una voce terza, bensì a garantire questo grandioso
Come precisavo prima, il diritto del Terzo Reich, il Recht, è di fatto un diritto dell'auto-effettuazione onnipotente. È esattamente quello che senza sosta è compiuto dal modellamento della Gestalt germanica prodotto dall'atto di un artista. Essa è l'espressione dell'autentica figura ariana a cui si vota lo scultore della Germania, quale si crede Hitler. Ma è proprio così, cioè dal punto di vista dell'estetica sublimata di una forma, paradossalmente fondata sulla naturalità della razza, che l'ebreo appare nei tratti della sua naturalità animale, quella del parassita. La bella forma ariana esige che i vermi pidocchi dell'umanità siano distrutti affinché resti intatta la salute e il corpo del popolo luminoso. Sarebbe lunga la digressione sulla funzione igienista del discorso politico nazista. Diciamo che è qui che si dissolve la linea di demarcazione tra cultura e natura biologica. Fare dell'ebreo un parassita naturale è prima di tutto privarlo di qualsiasi forma culturale. Biologicamente, come scrive Hitler, non fa altro che innestarsi sulla pianta sana per alimentarsene. Culturalmente, come scrive Jung, l'ebreo non ha mai creato e non creerà mai una forma di civiltà che gli sia propria, poiché la sua fioritura richiederebbe sempre l'esistenza di un ospite, ragione per cui l'ebreo è incapace di rendersi conto della funzione mitica originaria che è all'origine stessa del movimento nazionalsocialista. E questa è la prova, sempre secondo Jung, che l'inconscio ariano ha un potenziale più elevato dell'inconscio ebreo. E senza dubbio su questo punto che la funzione disoggettualizzante della pulsione di morte sigla un patto col narcisismo. È quello che ha sottolineato André Green. Per spingere la distruttività sufficientemente lontano nei confronti dell'altro, la condizione indispensabile alla realizzazione di questo progetto è disoggettualizzarlo, vale a dire di sottrargli la condizione di simile umano. A questa situazione è incompatibile con il godimento sadico che implica l'identificazione con l'alter ego masochista. Questo è il programma collettivo compiuto dal nazismo. Il suo pensiero sostanziale, quello che costruisce il corpo unico del popolo a partire da una sostanza unica, cerca con tutti i mezzi di desostanzializzare l'ebreo, di ridurlo a niente privandolo della sua posizione di simile umano. Ma può annientarlo veramente? Chiede Juan Juan. Che cos'è sostanzialmente la Vernichtung di un nichts, l'annientamento di un niente, la riduzione a niente di un niente? Perciò, nella logica narcisistica nazista, l'ebreo non è del tutto un niente, l'ebreo è una maschera. Grazie a questo anello intermedio si segnala che colui che è ontologicamente senza volto si presenta travestito da umano. Di colpo, smascherare l'ebreo è squadrarlo e scoprire che sotto l'apparenza nessuna gestalt permette di integrarlo nella bella forma, nella disposizione armoniosa di tutti in uno, l'uno della comunità. Smascherare l'ebreo consiste quindi nel costringerlo a portare la stella gialla, destinata a denunciare la mascherata. Ma se è assolutamente necessario togliergli la maschera, è perché sotto il suo travestimento l'ebreo è attivo, difensore di un moralismo legalista e di un positivismo giuridico neutro, metterebbe in pericolo, in nome della legge, efficacia del pensiero concreto, vale a dire la configurazione del diritto e i fondamenti non solo giuridici, ma estetici del nuovo ordine. Agente dell'astrazione, complice della speculazione che distingue e separa i concetti.
L'ebreo è esattamente il portatore di ciò che il nazismo vuole smantellare, ossia ciò che si oppone alla sublimazione immediata ed esige le mediazioni dei sistemi di rappresentanza politica e simbolica. La posta in gioco dell'identità sta in questo. Così viene colpito tutto quello che riguarda l'attitudine della cultura a rappresentare. Tutto quello che riguarda l'identitario porterà più o meno la cicatrice di questa distorsione, mentre tutto quello che riguarda l'attività dell'ego, dell'io singolo, ne uscirà segnato. In agguato sta la posizione stessa dei potenti spiriti quali sono i morti, sta lo zoccolo degli antenati, talvolta eroi dei nostri racconti sublimati. È quello che individua magnificamente Elias Canetti quando paragona l'imperturbabilità del delirio del Führer alla coerenza di quello del presidente Schreiber. Al di là di un'eventuale diagnosi di paranoia, egli mostra come, proprio come Schreiber, Hitler è alla fin fine convinto di essere l'unico sopravvissuto di una catastrofe mondiale, quella della guerra precedente. Semplicemente, nel suo caso, la sopravvivenza genera un dispositivo psichico in cui coesistono la passione di edificare e la costante presenza della distruzione. Ne sono testimonianza i monumentali progetti architettonici commissionati a Speer, che non sono solo i simboli prodigiosi di un regno millenario, non esprimono solo la consustanzialità dell'estensione dell'impero all'estensione della sua persona. In realtà, Hitler sa con quale facilità le masse tendono a disgregarsi e questi splendidi edifici sono prima di tutto destinati ad attirarli e a contenerli in tutti i sensi del termine, perché, come dimostrato da Miguel Abansur, una delle strategie del totalitarismo consiste nel distruggere lo spazio tra le persone. È quindi essenziale il legame tra il regime politico che mira alla riduzione degli io singoli e l'architettura destinata a rafforzare la massa. È essenziale questo legame. Il gigantismo degli edifici, scrive, lungi dal creare un pubblico, produce un massiccio e un compatto alla ricerca di una coesione assoluta. E in effetti, anni prima di Abençour, è quanto ha individuato Elias Canetti. La bellezza degli edifici, il loro carattere grandioso, la loro funzione civica, piazze colossali, edifici cultuali, luoghi di processione, dovevano permettere loro l'ingresso in una durata immemoriale e, così facendo, anche l'ingresso delle masse in una durata immemoriale. Non solo questi edifici garantivano la crescita continua e perenne delle folle, grazie alla ripetizione dei raggruppamenti, grazie al costante mantenimento dell'eccitamento, ma al di là delle generazioni presenti, queste opere architettoniche si radicavano in una volontà di eternità che non era solo orientata al futuro. L'auspicio di una sopravvivenza alla morte è a misura della folla dei morti su cui si reggeva Hitler fin dal primo colpo di Stato. Nel disastro che seguì alla disfatta tedesca e al Trattato di Versailles, trasse la sua forza dalla massa grandiosa dei soldati defunti. La folla dei morti di Hitler, coloro i cui nomi saranno incisi sul gigantesco arco di trionfo previsto da Speer, è la massa propriamente detta, scrive Canetti. È quella la vera fonte, è quella che configura al culmine della guerra le immagini di distruzione totali delle grandi città nemiche ed è verso di essa che tende infine la realizzazione della rovina delle città tedesche e dei loro
loro occupanti. Inutile proteggere questo popolo, inutile pensare alla sua sopravvivenza, inutile temere la massa dei concittadini assassinati nella disfatta. Questa massa, a sua volta, reclama in se stessa e mediante se stessa il suo accrescimento. Come se il vero senso dell'edificazione stesse nel crollo. È quello che Speer indovina molto presto quando propone a Hitler quello che chiama la teoria del valore delle rovine di un edificio. Cito Speer per esteso. Edifici costruiti secondo le tecniche moderne erano senza dubbio poco appropriati per gettare verso le generazioni future questo ponte della tradizione che Hitler esigeva. Era impensabile che degli ammassi di macerie arrugginite potessero ispirare un giorno dei pensieri eroici come facevano così bene in quei monumenti del passato che Hitler tanto ammirava. È a questo dilemma che la mia teoria voleva rispondere, utilizzando certi materiali o rispettando determinate regole di fisica statica. Si potrebbero costruire degli edifici che dopo centinaia o, come a noi piace credere, dopo migliaia di anni, assomigliano all'incirca ai modelli romani. Per dare ai miei pensieri una forma concreta e visibile, feci realizzare una tavola nello stile romantico che rappresentava la tribuna della spianata dello Zeppelin a Norimberga dopo secoli di abbandono, ricoperta di edera, la massa principale del muro crollata in alcuni punti, i pilastri rovesciati, era ancora chiaramente riconoscibile nei suoi contorni generali. Nell'entourage di Hitler questo disegno venne considerato blasfemo. Il solo fatto di aver immaginato un periodo di declino per il Reich neonato e che doveva durare 1000 anni fu considerato da molti come scandaloso. Hitler tuttavia trovò questa riflessione di una logica luminosa. Diede ordine che in futuro gli edifici più importanti del suo Reich fossero costruiti secondo questa cosiddetta legge delle rovine. Fine della citazione. In verità, per Hitler, solo le grandi testimonianze culturali dell'umanità in granito e in marmo costituiscono un polo di reale stabilità nel flusso di tutte le apparenze. Nessun popolo vive più a lungo dei documenti della sua cultura, proclamò nel 1935 le giornate del partito dedicate alla civiltà, facendo riferimento alle rovine greche e romane. La lingua eterna della grande arte è di conseguenza quella che le pietre cominceranno a parlare. Come non pensare in questo contesto ai Saxalocultur di Freud, quando l'ultimo sopravvissuto del Reich sarà scomparso. È dunque il Reich dei morti, il Reich eterno dei cadaveri, quindi il Reich eterno dei cadaveri eterni che Hitler costruisce nella deflagrazione finale della Germania. Quanto ai sontuosi monumenti in rovina, essi dovrebbero essere le voci d'oltretomba mediante le quali la massa degli scomparsi si rivolgerà a noi, immortalmente, vittoria illimitata della logica narcisistica e mortifera del nazismo. Giacché la fusione degli individui e l'indistinzione tra vivi e morti prodotti da un tale spazio monumentale sono non solo lo strumento dell'attacco a un legame sociale vivo in grado di associare soggetti differenziati e autonomi, ma creano anche una compattezza propria dell'unicità del noi massificato e della sua celebrazione. La massa idealizzata degli eroi morti in combattimento era fonte di spavento tanto quanto di tremore mistico. L'arte sublimata del Terzo Reich, puntello di questa controcultura, realizzazione della pienezza narcisistica, era il braccio armato. È ciò che Freud subodorava già 100 anni fa, quando a proposito delle masse scriveva: dobbiamo riconoscere che c'è ancora molto di inspiegato e di mistico. Grazie per la vostra attenzione. Che richiede di essere, dunque scusate, faccio fatica
Allora, già stanno arrivando delle domande e quindi tutto sommato lascerei la parola agli intervenuti. Dicevo solo che rispetto alla sublimazione credo che sia una delle nozioni che meritano di essere approfondite. Quella comprensione intuitiva che sembra essere amata da molti quando utilizzano i concetti psicoanalitici, credo che sia una sciagura. Penso che il testo di oggi ci mostri come solo una comprensione approfondita del significato delle nozioni ci possa essere da guida per fare ulteriori passi nella nostra ricerca. Non mi dilungo, passerei immediatamente la parola a voi e eventualmente, se ce ne sarà la possibilità, cercherò anch'io di dire qualcosa. Innanzitutto si è iscritta, vorrebbe porre una questione Adriana Ramacciotti. Io proporrei che possa formularla direttamente e così viene tradotta immediatamente. Vuole intervenire? Vuoi intervenire, Adriana? Devo ringraziare per la giornata e per questo contributo e chiedere se sia possibile appunto approfondire il rapporto tra sublimazione come è stata proposta e la copresenza, no? La presenza simultanea di un potente meccanismo di diniego della Verleumdung che collocazione ha il diniego della realtà in questa considerazione della sublimazione. Grazie. Madame K, cosa dice? Io credo che sarebbe... Je peux répondre là directement? Oui, penso Posso che rispondere sarebbe la cosa direttamente? migliore. Cette question est absolument excellente. Questa domanda è veramente eccellente. Sto esattamente lavorando su questo. Quindi, in fondo, qual è la componente del diniego? Perché la Verleumdung non è proprio questo, è il diniego. Qual è la componente del diniego? Si può tradurre eventualmente con forclusione, ma siamo comunque sull'ordine del diniego. Qual è la componente del diniego? In gioco nell'organizzazione della sublimazione all'inizio. Quindi all'inizio la sublimazione si impone, suppone una sorta di clivage e Freud lo dice chiaramente da quando inventa il concetto di sublimazione, quando si oppone l'utilizzabile e l'inutilizzabile, pone bene il fatto Freud che l'inutilizzabile sarà o rimosso, refoulé, o sarà sublimato. L'utilizzabile sessualmente o sarà utilizzato o sarà rimosso oppure sarà sublimato. Ma questo non c'è Spaltung. Sapete, questo termine di Spaltung, clivage, è molto complicato perché Spaltung vuol dire rimozione, ma può anche dire clivage, quindi proprio divario, perché il termine Spaltung indica la rimozione all'inizio dell'omora, nel momento in cui Freud gli dà tutta una spiegazione sul rimosso, impiega il termine di Spaltung per designare proprio il rimosso, vale a dire una separazione all'interno della vita psichica tra quello che sarà rimosso e quello che non sarà rimosso. E quindi, in fondo, questa nozione di clivage che in seguito prenderà un'accezione, un colore molto particolare con il clivage dell'io, è
è in gioco nella teoria, appare nella teoria da molto tempo. Se si individua il termine di Spaltung in tutta l'opera, la nozione si trova fin da subito, molto presto, ma quando ha tradotto la sublimazione si vede come necessariamente essa giocherà il suo ruolo e la sua parte nel seno stesso del processo di sublimazione. In quale misura quindi? Perché per me questo è l'oggetto dei miei lavori. In quale misura questa forma di clivage prende in massa con quest'altra forma di clivage, che è un clivage invece rispetto alla realtà, quindi la non presa in conto, la non considerazione della realtà, che è evidentemente la grande questione posta dal nazismo, ma non solo dal nazismo, cioè basti pensare a qualsiasi bufala, fake news in Francia, siamo vezzati da questo punto di vista, e per vedere come la questione della rottura con la realtà è sempre, sempre, sempre presente. Quando Freud dice se c'è rottura con la realtà è l'inizio della psicosi, se c'è non verificazione della presenza della realtà e di verità e relazione verità, allora ci stiamo imbarcando sul cammino della psicosi. E quando lo scrive, lì siamo nel 38, per lui la psicosi di massa si vede bene che è una sfida importantissima. Ancora una volta, questo è il problema, come si riesce ancora una volta ad articolare la perdita della realtà sul piano cognitivo, la perdita di realtà sul piano individuale e questa nozione di clivage inerente alla sublimazione. Per me questo è veramente molto complicato e penso che bisogna assolutamente riuscire a fare questo. Penso che altrimenti, come posso dire, non possiamo capire. Vi do un esempio, è molto semplice. Tra tutti gli elementi che appaiono nei quaderni di Goebbels c'è una certa affermazione, o forse è un discorso di Himmler, no, credo sia nei quaderni di Goebbels, c'è questa affermazione assolutamente straordinaria, cioè per qualcuno che visiterà un campo di concentramento non ci saranno dubbi che le persone che ci sono lì dentro meritano di essere lì, di essere presenti lì. Quindi in realtà tutte queste persone sono state completamente metamorfosizzate grazie al trattamento del campo. Quindi queste persone sono diventate degli automi e sono diventate quello che sono diventate. Questo giustificherà la loro presenza laggiù. In questo ragionamento c'è veramente la creazione di un reale che la creazione del reale, che è una creazione estremamente potente. In quale misura la creazione di questo reale permette essa di basare il diniego della realtà, di fondare il diniego della realtà? Questa è una vera questione. Questa è la questione, non si tratta di essere relativisti, ma proprio per niente, se si entra nello schema del relativismo in una faccia, in un fenomeno di massa come questo, siamo già perduti fin dall'inizio se facessimo questo. Darò un esempio dopo a proposito di quello che Fabrice Horty dice. Siamo persi fin dall'inizio, ma invece, al contrario, siamo obbligati a guardare estremamente da vicino come ci può essere una fabbrica del reale, perché quello che vediamo nel nazismo è che c'è una fabbrica del reale sotto forma di campi di concentramento e di internamento che diventano una prova dello Stato, di degrado dei famosi e di tutte le popolazioni che devono entrare nei campi. Allo stesso modo c'è una fabbrica identitaria. Questa operazione di fabbricazione è assolutamente onnipresente e la fabbricazione ovviamente si intona con la fabbricazione del diritto. Quindi il diniego va
a situarsi nell'operazione, nelle fondamenta, nelle assise, nelle fondamenta di questa fabbricazione di un altro reale, ma penso che non ci sia nessun diniego dalla parte dei nazisti stessi, assolutamente nessun diniego, sanno benissimo quello che stanno facendo, lo sanno, non c'è diniego. E si hanno una rappresentazione o iperpotente, e non penso che ci sia diniego della realtà, nel momento in cui stanno i nazisti massacrando i paesi russi, i villaggi russi, durante l'operazione Barbarossa, la campagna di Russia, eccetera. Ci sono dei testi straordinari sulla distruzione dei bambini, sulla necessaria distruzione dei bambini, affinché non ci sia riproduzione, non ci siano modalità riproduttive una volta che abbiamo terminato con questi parassiti e se non tornano più. La questione è di sapere come la fabbricazione di un reale permette effettivamente di togliere, di svelare la maschera della realtà. E ci fermiamo un attimo qui, ma non so se ho risposto alla domanda. Ringrazio moltissimo per questa relazione. Mi sono sentita in sintonia con tutto quello che è stato detto in modo così pensato e anche così stimolante per il pensiero. Io ho notato che è stata citata nella relazione un po' di passaggio il concetto di buona fede. E volevo dire qualcosa su questo e porre poi alla fine una domanda. A me sembra che il concetto di buona fede dopo il nazismo è diventato pericoloso. Lo psicotico crede alla sua teoria in buona fede, come, permettetemi, la agghiacciante buona fede dei Novax. Il crollo dell'esame di realtà, del giudizio e della responsabilità, e quindi mi riferisco ad Hannah Arendt, consentono di commettere il male più atroce in buona fede. Come dice anche Primo Levi in un capitolo notevolissimo di Sommersi e Salvati, quello che si intitola La zona grigia. Chi è in malafede è presente a se stesso, non inganna se stesso, sebbene possa ingannare gli altri. Mentre chi è in buona fede inganna gli altri, ma soprattutto se stesso. Illude se stesso, come dice un salmo, mi sembra il 32, lo ricordo perché abbiamo parlato di ebrei e un riferimento alla cultura ebraica mi sembra d'obbligo. Volevo chiedere quale meccanismo psichico consente che la buona fede assuma le caratteristiche della più grande distruttività. Anche in questo caso, Madame Kahn, se vuole intervenire subito. Aggiungerei solo una piccolissima cosa, che se la truppa segue, la cosa importante da non perdere di vista, a proposito di quello che diceva Marina Montagnini, è che è convinta di avere un pensiero autonomo nel momento in cui in realtà ha azzerato la facoltà di pensiero. Oui, je suis entièrement d'accord. Hein. Sì, sono assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. Patrizio Campanile, sì, sono d'accordo perché, come lei dice, la comprensione intuitiva dei concetti è veramente una catastrofe, una sciagura per la psicanalisi in particolare, perché la psicanalisi ha gli strumenti per pensare qualcosa, di qualcosa che ci succede, che ci accade e che ci riaccade. Se ci si attiene invece all'intuizione, alla buona fede, alla comprensione, siamo perduti fin dall'inizio. Bisogna veramente rimettere sul cammino, impiegare tutti i concetti che ci permettono di concepire, di comprendere, come Freud aveva fatto per capire le cose che ci accadono, l'attualità. Signora Marina Montagnini, torniamo alla sua domanda.
estremamente interessante e d'altra parte si riaggancia alla domanda precedente. Perché? In che senso? Sicuramente sono d'accordo, la buona fede è la cosa più pericolosa perché alla fin fine non c'è nessuna rappresentazione dell'antagonismo intrapsichico tra vero e falso, bene e male, c'è una scomparsa della conflittualità intrapsichica assolutamente vero, attuale, profondamente vero ed è anche la ricerca stessa di tutto questo sistema nazista, è che qualcosa di questa conflittualità intrapsichica scompare e che quindi questa dimensione del giudizio, in quello che è discriminante, ci sono delle cose che verranno rigettate, delle cose che invece verranno mantenute e conservate, anche questo scompare, sparisce. Tutta questa parte, ho dimenticato il titolo in francese di Primo Levi, il titolo francese dell'opera che ha citato. Ho il titolo Sommersi e italiano. salvati. Sommersi e salvati. Non si ricorda più il titolo francese. Les rescapés, les rescapés. Alla fin fine, tutta questa riflessione di Primo Levi è estremamente importante, ma io penso che sarebbe necessario poterla leggere alla luce di quello che ha iniettato nella nostra coscienza analitica il relativismo, cioè in fondo la buona fede è un appoggio, un sostegno su qualcosa di immediato, che è una sorta di, come dire, percezione, di intuizione dell'altro, molto poco conflittualizzata, alla fin fine, se riflettiamo bene, nel relativismo, e che termina e che conclude, e questo è molto noioso, che arriva all'idea che alla fin fine la verità è una verità soggettiva e che dipende dalla mia percezione, e che se un'altra percezione avrà un'altra rappresentazione della verità e un'altra rappresentazione della realtà. Qui riconosciamo l'enorme costrutto del costruttivismo in cui si inserisce il relativismo soggettivo che poi ha invaso un po' la psicanalisi, e adesso stiamo vedendo gli effetti, li vediamo chiaramente gli effetti di questo. Cioè non c'è più l'argomentazione del vero e del falso, non è più tollerato il vero e falso dal relativismo. Perché? Perché sono vecchi argomenti sofistici, a ognuno la sua verità. Quindi quell'ognuna ha la sua verità in un sistema intersoggettivo, ma nel reale, il reale che posto ha in tutto questo? E questo è il problema. E penso che lì la buona fede sia temibile quando viene ad articolarsi a qualcosa che ha completamente abbandonato il riferimento al reale. È abbastanza interessante perché nel momento in cui Donald Trump è stato eletto, chiaramente tutti erano collegati sul New York Times o comunque lo si consultava regolarmente nel sito dell'Associazione Psicanalisi Americana. È molto interessante cosa hanno fatto i colleghi americani. Hanno fatto una dichiarazione, il presidente, il vicepresidente hanno rilasciato delle dichiarazioni, ma queste dichiarazioni erano piene di pie intenzioni, di buone intenzioni, di principi etici. Diceva che Trump molto male, ma come?
Trump è riuscito a fare un'escalation nei bravi concittadini americani che sono dei bravi cittadini americani, come è riuscito in qualche modo a smuovere tutto questo. E lì si vede come è radicata una cultura del relativismo in epoca attuale che impedisce agli analisti di mettere i piedi nel piatto, quindi di porsi veramente in maniera diciamo autoritaria con le concezioni dell'io, il reale, gli interdit, tutto questo, i divieti, quindi sono tutti oggetti che sono spariti dal campo, che sono stati sostituiti dal self, dai sentimenti, dalla soggettività, dalla costruzione del mondo. E tutto questo ci priva letteralmente di un vero strumento di trattare, di attaccare la questione politica, e penso che gli analisti attualmente non possono assolutamente sfuggire a queste domande politiche, a questo questionamento politico nel mondo politico. Credo che siate di fronte ai fatti, alla realtà ormai da molto tempo. La questione del reale, questa è importante, e si vede come questo invada lentamente ma in modo inesorabile un campo considerevole, una quantità considerevole di territori. Ad esempio, attualmente è molto interessante. In Francia, non so come sia in Italia, in Francia, per le persone che vogliono cambiare sesso, l'operazione chirurgica non è più richiesta per ottenere un cambiamento di sesso. Quindi si può mantenere il proprio sesso. Io, ad esempio, posso mantenere il mio sesso femminile, non ho bisogno di un intervento chirurgico, e posso chiedere di essere un uomo, con l'argomentazione appunto dell'uguaglianza dei generi, eccetera, con tutta la questione dei generi. Ma quando si legge ci si chiede dov'è il reale, perché quando si sente, quando si ascolta questa operazione che consisteva nel dire io non sono più Madame Khan o divento Monsieur Khan, dunque è sufficiente a costruire il mio mondo e il mondo degli altri. Ma c'è una realtà del sesso che viene mantenuto, che esiste. Che cosa ne faccio a quel punto? E si vede molto bene come questo affare del relativismo tocca sempre di più di prossimo in prossimo. E ad esempio la sua domanda sulla buona fede è veramente considerevole, perché tra la buona fede e quello che c'è al di là c'è veramente un limite sottilissimo. Quindi allora, in buona fede non mi sento per niente una donna, non mi sento Madame Khan, mi sento Monsieur Khan. Vedete la buona fede, quello che può far fare. Quindi manca sempre questo riferimento al reale, che è invece essenziale e su cui bisogna continuare a lavorare. Non so se ho risposto alla sua domanda, spero di averlo fatto. No, io ringrazio evidentemente Laurence di questa cosa. Volevo sottolineare, mi sembra, il senso della sua relazione, che è quello della eredità del nazismo. Cioè a dire che giustamente lei ha sottolineato l'aspetto delle rovine, ma del quanto le rovine continuino a rappresentare nel presente questo passato, e forse nell'attualità le rovine del nazismo rappresentano anche una continuità nella nostra vita quotidiana, nel nostro mondo attuale. Questo mi pare il rischio che Laurence Kahn stava sottolineando, e per questo volevo chiederle quanto faccia parte di queste rovine del nazismo un certo tipo di mito della natura. Certo, questo è collegato all'aspetto della realtà che Laurence aveva appena sottolineato, e al problema della buona fede, no? Ma quanto il mito proprio della natura sia un elemento che può
cancellare una valutazione reale, quindi scientifica, di ciò che è il mondo esterno. Grazie. Bon, ça c'est vraiment important, hein. Questo è veramente importante. Alors, bon, tout d'abord, Alberto, Prima di tutto, Alberto, grazie della tua domanda, perché penso che effettivamente la questione dell'eredità sia centrale, e quando noi argomentiamo di buona fede, appunto, con la nostra eredità culturale o con l'eredità culturale, il retaggio culturale, non si vede che si fa il peggio. Quindi il mondo è tappezzato di retaggio culturale catastrofici, questi retaggi culturali, e la cultura come cerchiamo di difenderla. Quindi è tutto il problema del retaggio culturale, che è un problema avvocabile e molto ambiguo, molto ambiguo. Si potrebbe parlare in una grande riflessione del retaggio culturale nelle guerre di religione, e quindi arriviamo all'islamismo e così via. Si vede come dappertutto, quando parliamo di retaggio culturale, noi parliamo del nostro retaggio culturale, e nel nostro retaggio culturale abbiamo attivi una quantità all'attivo, una serie di massacri incredibile, che sono molto datati, ma che non smettono di esistere e di farsi. Poi ancora un punto che vorrei sottolineare nella tua domanda, Alberto. Riparto da quello che faceva Veil all'ultimo CPNF. Quindi il rapporto di Veil all'ultimo CPNF, che ha fatto qualcosa sulla questione del retaggio culturale e dei luoghi condivisi. Tutto questo è il seguito della Shoah, dei campi di sterminio. Cosa faceva lei? Lei attribuiva, purtroppo non ho potuto assistere a questo CPNF, altrimenti sarei intervenuta. Ne ho parlato però con lei. Lei attribuisce all'articolazione dell'individuale nel collettivo la capacità di superare i traumi e i traumi collettivi della Shoah, ad esempio, spiegando che in fondo, quando l'individuo ritrova questa tessitura collettiva del racconto condiviso, della narrazione condivisa, che qualcosa potrà essere superato nei traumi. E le ho detto, questo pone la questione delle rovine, Alberto, non ti preoccupare, non ho perso il filo. Allora le ho detto, quello che tu descrivi per la Shoah, che è pieno di buone intenzioni, pone il problema di quello che è successo in Germania a partire dal 1918, 1920, diciamo, fino al 1930, quando i tedeschi in qualche modo hanno dato carta bianca con le elezioni al Partito Nazionalsocialista. Tra il 1920 e il 1930 cosa succede? Succede che giustamente gli individui completamente crollati con la disfatta del 1918 e assassinati psichicamente, narcisisticamente dal Trattato di Versailles. Basta rileggere la corrispondenza intercorsa tra Freud e Jones sugli anni 1918-1920 per vedere come gli abitanti degli imperi centrali, quindi della Germania e dell'Austria, quello che resta dell'impero austro-ungarico, non hanno passaporto, non hanno diritto di uscire, sono stati privati delle loro libertà fondamentali e sono dei paesi che devono riparare dei danni di guerra monumentali, sono paesi allo sfascio dal punto di vista dell'indebitamento finanziario, eccetera. Quindi veramente un attacco gigantesco. Come faranno? Si recupereranno narcisisticamente, certo, individualmente, narcisisticamente, quindi nel collettivo con il racconto, il récit, quindi vedete apparire tutti questi discorsi che sono prodromi del nazismo,
l'assassinio di, scusate, nel 21, la data della psicologia delle masse, partecipa a questo movimento e ci si accorge che la questione del retaggio e della perlaborazione del retaggio dell'eredità non permette di ignorare la distruzione, di trascurare la distruzione. Quindi tutte queste persone sono convinte che stanno ricreando una Germania forte. Quindi ci sono più, diciamo, documenti su questa base, su questo zoccolo, su questa base che è molto più larga, vale a dire tentativi di recupero narcisistico di questa disfatta del 1918, e qui si apre il campo a tutto il resto. Quindi penso che quando si dice che il problema del retaggio è sempre anche l'eredità delle rovine, bisogna ritornare alla fonte, alla sorgente, all'inizio di quello che succede per il Terzo Reich, a monte dell'eruzione appunto di un padre nella scena politica. Le rovine cominciano molto prima. C'è un testo, quindi corrispondenza tra Freud e Ferenczi, che secondo me è stato un po' all'origine della psicologia delle masse. No, scusate, dell'origine delle considerazioni attuali. È una corrispondenza in cui Freud descrive il suo atteggiamento psichico tra agosto, quindi durante l'agosto 1914, descrive a Ferenczi Freud con entusiasmo e dice: questa volta finalmente l'impero austro-ungarico sarà degno di essere il suo impero e i suoi figli potranno avere una buona vita. Dura un mese questo entusiasmo e in un mese lui capisce che alla fin fine sarà solo un'operazione di distruzione, non ci sarà nulla, ed è lì che comincia ad attivare tutta la questione della di primitività, crollo degli ideali, eccetera. È già in 1915, quindi la questione delle rovine e del retaggio. Cos'è il nostro retaggio? Il nostro retaggio è doppio, è la cultura e la distruzione. Non bisogna mai dimenticare la distruzione nel nostro retaggio. Allora, la storia del mito della natura, questo è un enorme problema, sono obbligata a deviare un po' o a prendere una grande deviazione, per così dire, perché questa è una parte emersa del mio iceberg, che è l'iceberg di cui mi sto occupando attualmente. Dunque, prima questione, la prima domanda è la seguente. Che cosa si chiama mito? Che cosa chiamiamo mito? E questo è un vero problema. Chiameremo il mito nel senso in cui i miti sono stati prime formazioni di concetti o formazioni preconcettuali, se si ascolta Assirer, cioè quello con cui il linguaggio che fabbrica delle divinità riesce ad isolare dei principi che non sono ancora dei principi neutri, ma che lo diventeranno, ma riesce a costruire il mondo. E queste storie permettono di costruire il mondo in un primo momento, oppure parleremo di mito, nel senso in cui si parla di miti ariani. È il titolo del libro di Poliakov, che lo scrive nel 49, prestissimo dopo la guerra, o quello che viene chiamato da Kulabarta come mito nazista. Quindi un utilizzo in modo molto facile. Per riuscire a trattare queste questioni passo velocemente, perché non considero i miti greci, perché altrimenti sarebbe molto complicato spiegarlo. Mi sono servita di Hermann Broch, molto precisamente un testo di Hermann Broch, che è Il Tentatore, Le Tentateur, di Verzauberung, credo sia in tedesco. Il Tentatore, Le Tentateur, più il testo Teoria delle follie di massa. Perché cosa dice Hermann Broch? Dice qualcosa di molto interessante. Dice che in fondo
Il problema del nazismo e della follia delle masse in generale è che c'è una perdita di razionalità, ma c'è anche una perdita di irrazionalità e questo sapete è qualcosa di molto forte. Dice che ci sono dei sistemi che si chiudono, si rinchiudono progressivamente, completamente, che diventano sempre più coerenti, che diventano sempre più lisci e che sono completamente ripiegati e richiusi su se stessi e quindi non sono più in grado, per niente più in grado di accettare di inquietante estraneità, che tutta quella parte di inquietante estraneità che c'è dentro di noi, in ognuno di noi, quello che emana la sorgente pulsionale, la fonte pulsionale. Broca ha fatto più analisi, l'ultima analisi quando è arrivato negli Stati Uniti, non sono riuscito a trovare chi fosse il suo psicanalista, con chi ha fatto queste analisi e la sua autobiografia psichica è un testo abbastanza divertente dal punto di vista della scissione del clivage, racconta un sacco di cose, veramente molto interessante, ma quello che mi interessa è che dice che se si perde in irrazionalità, necessariamente ci ritroveremo in un sistema che prima o dopo si richiuderà e andrà a finire nel versante della psicosi. Il delirio psicotico, sapete, è estremamente coerente, può essere perfettamente coerente il delirio psicolico. La perdita di razionalità è molto grave. Quando di questo Verzauberung, le Tentateur, in questo testo si vede molto bene come lui agganci, riagganci la capacità dell'uomo, del mensch appunto, dell'uomo, a qualcosa che ha una relazione con la natura. Quindi in realtà quando lo si rilegge ci sono due modalità della natura, cioè è la natura verso il versante dell'organicità, quindi il bios, come i nazisti se ne sono serviti, e poi c'è la natura dell'uomo che era e che anche Freud era, perché andavano in vacanza nello stesso posto, a Seefeld. È stato arrestato a Mösen, che è proprio sotto Seefeld, è stato arrestato dalla Gestapo ed è stato messo in prigione a Mösen fino a quando James Joyce l'ha aiutato a uscire ed è riuscito a farlo attraversare l'Atlantico e per farlo arrivare negli Stati Uniti, ma in quel momento si trovava proprio in quella regione, gli piaceva tantissimo camminare, fare escursioni e scriveva appunto rinchiuso questo testo, Le Tentateur, Le Verzauberung, e vediamo come c'è un rapporto con la natura, come c'è qualcosa, una relazione con qualcosa che è il contrario di quello che i nazisti invece cercano di rinchiudere. Bisogna continuare proprio su questo versante per non avere un pensiero univoco. Io penso, ma non ho le competenze per farlo. Le persone che lavorano su Nietzsche devono avere qualcosa di compito all'orizzonte, perché vediamo che i nazisti si sono serviti del discorso di Nietzsche sul bios, quindi sull'organicità alla fine hanno puntato e hanno completamente abbandonato, hanno completamente irrigidito in realtà questo discorso, hanno completamente abbandonato altri aspetti di Nietzsche. Quindi, però bisognerebbe avere qua un esperto di Nietzsche, perché io non conosco tanto questo autore. Su Broch sì, perché ci sono un sacco di documenti, un sacco di materiali informativi, quindi riesco a lavorare bene con Broch. Spero di aver risposto alla questione di Alberto, alla domanda di Alberto. Naturale e mitico è estremamente importante, perché la questione della naturalità ce la portiamo appresso ed è un riferimento infausto che costantemente viene riproposto come punto di riferimento necessario, fondante, identitario, e analizzare in essi con la sublimazione e
il crollo dell'esame di realtà credo che sia estremamente importante. Noi abbiamo ancora 2 interventi. Vorrei juste dire une chose a Patrizio. Posso dire una cosa, Patrizio? Sono d'accordo con te, ma lentamente, Patrizio Campanile, lei sta disegnando un arco che è l'innaturale, l'autenticità, l'identitario. Abbiamo in effetti un insieme che intimorisce, sono d'accordo con lei, di cui avere paura. Virginia De Micco. Devi accendere il microfono. Sì, io très bien. mi unisco ai ringraziamenti a Madame Khan e al Centro Veneto di Psicoanalisi per questa bellissima giornata. La mia questione riguarda le fabbriche del reale. Mi sembra, diciamo, che nell'esempio che ha riportato Laurence Kahn sia abbastanza evidente che queste fabbriche del reale, mi sembra, diciamo, quindi del reale inteso più in senso lacaniano, siano esattamente, diciamo così, quel meccanismo individuale e collettivo che di fatto impedisce ogni esame di realtà, quindi annulla proprio tutti gli strumenti di mediazione e di riconoscimento della realtà. E in queste fabbriche del reale vorrei sottolineare nell'intervento di Laurence Kahn la cosa che mi ha più colpito, ovvero sia l'uso di questa massa di morti. Quindi la massa dei morti che diventa una variabile strategica fondamentale nella costruzione del reale, di questo reale a cui tutto un popolo è chiamato a identificarsi. E penso mi è tornato in mente un autore come Famik Volkan, che nel descrivere, diciamo così, gli elementi identitari del grande gruppo, cita tra gli altri proprio i traumi scelti, quindi in qualche modo identifica come un meccanismo fondativo e in questo senso addirittura, diciamo così, tra virgolette fisiologico, quello di utilizzare la massa dei morti, quindi un trauma scelto che diventa quasi poi un elemento mitico, appunto mitografico, per andare a costituire questa realtà condivisa. E la mia questione paradossale e in un certo senso mostruosa è proprio questa. Se poi questo modello, diciamo, questo modello che ci lascia, diciamo così, l'eredità nazista di costruzione della fabbrica del reale attraverso la massa dei morti, non solo diventa un modello, penso a quello che è successo in Ruanda, Hutu e Tutsi, in Bosnia, ma paradossalmente proprio per lo stesso Stato ebraico, per l'identità ebraica e per l'identità occidentale, costretta in un certo senso a fondarsi sulla massa dei morti dell'Olocausto. E quindi paradossalmente, come dire, il modello nazista sconfitto invece impera, perché come se ci costringe ancora a ripensarci sulla massa dei morti che ha creato come base della fabbrica del nostro reale, la massa dei morti proprio dell'Olocausto. C'est Canetti, Elias Canetti. Mais je voudrais, bon alors, c'est une question là aussi che... Bene, risposta della signora Khan. Anche questa è una domanda veramente molto pertinente. Allora, le dirò come ho interpretato la sua domanda. Questa idea della fabbrica del reale viene ripresa, tra gli altri, da Olivier Courgot-Maison, se ho capito bene, che è uno storico e un filosofo, d'altronde, che paragona quello che i nazisti fanno con i campi di concentramento e quello che fanno, quello che è stato fatto con la tratta dei neri
con gli schiavi, tratta degli schiavi, scusate, per molti secoli. Cosa dice alla fin fine? Quindi questi negrieri avevano rispetto al reale, a prescindere da tutti i trattamenti più terribili che hanno fatto subire agli schiavi, avevano un rapporto al reale che era assolutamente indistruttibile, cioè che uno schiavo era stato acquistato e che doveva essere redditizio, cioè bisognava mantenerlo, mantenere la qualità globale di una massa, di una forza lavoro, una forza di lavoro, una massa di lavoro che doveva riprodursi. C'erano degli elementi molto importanti attinenti al reale, che era il reale di una redditività, del redditizio appunto di uno schiavo. I nazisti con i campi, anche i campi di lavoro, la redditività. Dunque, la redditività non gli interessava per nulla. La fabbrica del reale, la fabbrica della denuncia di una parte dell'umanità, non ha nessun rapporto con la redditività del campo di lavoro, cioè in quale posto si riuscirà a denunciare un certo numero di umani come inumani mascherati da umani. Questo interessava loro, quello è il punto fondamentale nel caso del nazismo. Quindi credo che la sua domanda appunto sulla fabbrica del reale è una questione essenziale. Sono d'accordo con lei sul fatto che ciò è un doppio, perché c'è quello che bisogna rifiutare, rigettare, quindi campi, e dall'altro lato è quello che si celebrerà e che verranno celebrati come eroi, che sono i morti, già morti, caduti e già caduti, perché i viventi sono dei già morti. I discorsi di Hitler quando rifiuta qualsiasi forma di capitolazione, c'è tutta una sorta di discorsi. Berlino è bombardata, ma fa qualche discorso alla fine sul fatto che non bisogna capitolare, che bisogna andare fino alla fine, bisogna concludere l'opera e il popolo sarà grande nella propria distruzione, quindi sono i morti e i già morti, quindi i viventi che sono già morti, e i viventi fanno parte in quanto morti di questa aura che sarà l'aura del Terzo Reich. Quindi questo è tutto il problema della mistica, effettivamente, forse non del mitico, ma della mistica sicuramente, del mistico, quindi del rapporto con l'eternità. Le pietre parleranno per noi, lo slogan è proprio questo: siamo eterni misticamente, grazie e per mezzo della distruzione. Questo è molto importante. E d'altronde, personalmente io penso che il genocidio ebreo non riguardi solo gli ebrei, riguarda tutta la cultura occidentale nella sua globalità, in qualità di ebreo, e anche quando dal punto di vista familiare si è stati direttamente colpiti, e questo è il caso mio, la mia famiglia, io penso che il genocidio riguardi la nostra cultura nella sua globalità, nel suo insieme. Quando lei dice alla fin fine concerne, riguarda in un certo modo, posso dire, questa massa mortifera, questa massa di morti appunto che popola il nostro sottosuolo, concerne la fondazione dello Stato di Israele, la comunità ebrea, ebraica. Ebbene, se noi dimenticassimo questo, abbiamo qualcuno che arriva e che dice che il generale Pétain ha salvato gli ebrei, perché è quello che ci stanno spiegando in Francia. Sapete che Pétain ha salvato gli ebrei, e le persone cominciano a svegliarsi che forse c'è qualche problemino con la storia, questa riscrittura della storia. È grazie a Pétain che gli ebrei sono stati salvati in Francia. Questo ci viene detto. Vedete che non riguarda solo gli ebrei, perché se riguardasse solo gli ebrei allora possiamo buttare via la cultura, vuol dire che la cultura è persa completamente. Un intervento ed è di Patrizia Montagnier, e così poi chiudiamo questa prima parte della mattinata.
Sì, volevo ringraziare anch'io per la sua relazione e in particolare per l'attenzione che mi sembra tanto importante si torni a dare alla questione sociale e politica e al peso della psicanalisi in quest'area. Io ascoltavo la sua relazione, dottoressa Khan, facendo riferimento dentro di me anche a un problema che stiamo vivendo come Europa, ma come Italia anche in questo momento, in termini della difficoltà a gestire la situazione dei migranti. E mi pareva che si potesse ritrovare in una certa, diciamo, area politica e modalità da parte di questa area di affrontare il problema migranti, che si potesse ritrovare nei discorsi che vengono fatti alcune modalità di utilizzo della figura del migrante un po' simili a quelle che lei ha illustrato rispetto alle modalità naziste di affrontare il problema degli ebrei. Ho visto dei paralleli in questa cosa, le chiedevo se lei è d'accordo, anche se ovviamente la problematica migranti è forse, chissà, meno intensa, ma credo che sia una di quelle con le quali ci stiamo confrontando socialmente in questo momento. E in particolare le volevo chiedere, lei ha detto una cosa che mi ha molto colpito, che l'ebreo è portatore di ciò che il nazismo vuole smantellare, e mi chiedevo, ma il migrante di che cosa è portatore? Perché lo dobbiamo tenere fuori e trattare in questo modo e, se possibile, lasciarlo morire? J'ai envie de dire que si on laisse mourir dans la mer... Avrei voglia di dire che se lasciamo morire gli immigrati, bene, è un grande vantaggio perché così non li vediamo, sa? Non li vediamo se li lasciamo morire in mare. Allora, sapete, siamo molto infastiditi quando cominciano a morire sulla spiaggia, quando fanno la pubblicità davanti all'Arco di Trionfo a Parigi, quando muoiono in strada, e là ci infastidiscono. Io penso che lei abbia completamente ragione. Per più ragioni. La prima ragione è che quando si guarda quello che succede con gli immigrati, e questo è il caso della prima immigrazione arrivata dalla Siria verso l'Europa, era venuta la stessa cosa. Sul sito della PSA c'era stata tutta una pagina con una foto impressionante dove c'erano degli immigrati siriani che risalivano attraverso la Macedonia con un sacco di difficoltà e che si fermavano dietro al filo spinato in Ungheria. C'erano dei ragazzini, delle ragazzine carine, scure di capelli. Allora era veramente crudele e in qualche modo anche, come posso dire, sinistro quello che si vedeva. E allo stesso tempo c'era molta compassione, c'era empatia per gli immigrati siriani. Questa era l'argomentazione della pagina della PSA. Ma io mi sono chiesta perché? E continuava, abbiamo i drammi dell'immigrazione, Freud è stato un immigrato, empatia. Io mi chiedevo, quando leggevo questo, cosa vuol dire empatia in questo contesto, quando tutta la questione è che siamo tutti gentilmente psicotici in quel momento. La questione della nostra propria psicosi è assolutamente centrale. Io esco da me, io abito tra la Bastiglia e il Bataclan, sono a 5 minuti dal teatro Bataclan. Allora esco da casa mia
quindi ho tutti le pietre miliari di commemorazione, il gendarme, il poliziotto che è stato assassinato, ho tutte praticamente questi cippi che mi ricordano e tutte queste lapidi che mi ricordano tutto questo. E cosa faccio? Cosa faccio? Ebbene, sono psicotica, continuo a camminare e faccio come se io non le vedessi queste cose, un po' come se le vedessi o un po' come se non le vedessi, perché vado veloce alla Bastiglia, perché ho una riunione, ho un meeting di lavoro e poi devo andare di qui e poi devo andare di là. Allora io penso che questa questione degli emigrati sia una questione estremamente grave che ci tocca prima di tutto moralmente, è chiaro. Faccio quel che posso, ma quello che io posso fare non muore su questa cosa estremamente complicata che è un'attitudine interna, un atteggiamento interno. Come io vengo a patti, come io riesco a uscirne da tutto questo in me. Quindi continuo a vedere tutte queste commemorazioni, continuo a vedere tutti questi simboli, continuo a star male nel vederli, quindi non sono pronta a voler che questi immigrati vengano tutti ributtati in mare, come vorrebbe Marine Le Pen e gli altri leader dell'estrema destra, e che vengono rimandati a casa loro, ma non posso nemmeno considerarmi come disposta e pronta a dire che bisogna aiutare. Allora, aiuto come posso, ma come posso fare? Ciò non risolve questa sorta di psicosi ordinaria che ci fa funzionare in un mondo diviso. Non saprei come esprimerlo altrimenti. In un mondo diviso. È estremamente grave perché? È grave perché la psicanalisi, vedete, veramente sul banco degli imputati. La grande argomentazione dei politici, a parte qualche raro specimen come Adorno e i suoi compagnetti subito dopo la guerra. Quindi le grandi argomentazioni dei politici, e basti pensare al 68 quando ci si occupava di psicanalisi, era ma guardate il mondo com'è e smettetela di occuparvi del vostro ombelico, perché il mio ombelico è la mia vita psichica ed è grazie a questa argomentazione che andava ad attaccare questa dimensione di psicosi ordinarie. Quindi non occupatevi del reale, il reale è nella nostra vita e non si vede. Questa era l'argomentazione, ad esempio, durante la guerra d'Algeria in Francia, ma penso che abbiate l'equivalente anche in Francia e in Italia, scusate, durante quel periodo, come noi avevamo in Francia. Quindi il mondo va molto male. Cosa fate voi con la psicanalisi? Occupatevi del mondo. E a quel punto, se gli analisti abbandonano i loro strumenti per analizzare questo spazio con questo mondo che sta andando a rotoli, allora effettivamente non abbiamo più ragione d'essere, non abbiamo più ragione fondante, se non fosse che riparare, rimediare ai traumi individuali. Ebbene, sapete, questo lo sappiamo fare, chi più chi meno, ma il radicarsi di questi fenomeni sociali nei fenomeni clinici individuali e l'articolazione di psicose collettiva, psicose individuale, psicose ordinaria, ebbene bisogna riuscire a farla. Sì, sono d'accordo con lei, bisogna riuscire a farla. Dunque, potremmo sicuramente andare avanti, però andremo avanti tutta la giornata a continuare le... Il y a une suite, C'è un seguito, c'è una seconda puntata. Sì. E abbiamo Laurence Kahn generosamente resterà con noi tutta la giornata, quindi avremo modo di continuare ad interrogarci. Dobbiamo passare alla seconda parte. Mi limito solo a dire una cosa, cioè mi colpiva questa espressione di essere gentiment psychotique, che è veramente incredibile. Adesso non saprei tradurla nel modo migliore in italiano e quindi l'ho ripetuta così, perché c'è un qualche cosa di sottile e di insidioso in quel gentiment. E la necessità, l'invito a
occuparci della nostra storia contemporanea e della nostra storia passata. Oggi ci siamo occupati molto perché si è prestato perfettamente l'esempio della vicenda nazista, però non dimentichiamo che noi abbiamo una vicenda del fascismo con cui probabilmente non abbiamo ancora fatto sufficientemente i conti. Allora volevo cogliere l'occasione per segnalare che il 27 gennaio, in occasione della ricorrenza del giorno della memoria, ci sarà un altro degli incontri che il Centro Veneto organizza sotto la forma Ricorrenze di Umanità, che è proprio centrato su questo, e cioè come la storia nostra, cioè quella di noi storicamente fascisti, debba essere ripresa in mano per non perderci nel mito del bravo italiano. Un'ultima cosa, credo che quello che diceva Laurence Kahn poco fa sia fondamentale. Se noi non usiamo i nostri strumenti per comprendere la realtà, non abbiamo più alcuna ragione d'essere come psicoanalisti. E credo che questo sia un monito di grande importanza e speriamo anche efficace.